Eder. Mac. Pallister. C'è una storia che da oggi entra nel radar del canale di Eder McPallister e ci entra non perché manchi il solito teatrino nazionale del forse, del pare, del si dice, dell'avrebbe, del qualcuno li ha visti, ma perché qui il mistero ha una struttura precisa, quasi cinematografica. Una madre, 2 figli adolescenti, 4 cani, una vacanza annunciata, telefoni spenti, un'auto ritrovata vuota, un campeggio dove nessuno li avrebbe visti, un possibile avvistamento in montagna e una domanda gigantesca appoggiata in mezzo ai boschi friulani. Dove sono finiti Sonia Bottacchiari, sua figlia di 16 anni e suo figlio di 14? La vicenda comincia il 20 aprile 2026. Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente a Castellarquato nel Piacentino, parte con i 2 figli e con i 4 cani di famiglia. La destinazione dichiarata sarebbe il Friuli Venezia Giulia, per qualche giorno di vacanza, con rientro previsto il 24 aprile. Una mini vacanza, insomma. Di quelle che sulla carta dovrebbero produrre al massimo qualche foto, 2 scarponi infangati, i cani stanchi e il solito rientro con la macchina piena di roba. E invece no. Perché qui la mini vacanza si trasforma in una sparizione lunga ormai settimane, con i telefoni spenti e una famiglia intera inghiottita da una nebbia che per comodità chiameremo giallo. Anche se ormai sembra più una matassa lasciata in mano a un gatto con problemi di gestione della scena. Sonia avrebbe riferito all'ex marito Yuri Groppi, padre dei ragazzi, di voler andare in campeggio in Friuli. Si parla della zona di Gemona o comunque di un'area attrezzata vicina a Tarcento, luoghi già conosciuti dalla famiglia. Il punto è che nel campeggio indicato non risulterebbero passaggi chiari, prenotazioni o presenze certe. E qui il primo campanello comincia a suonare. Non un campanellino elegante da reception alpina, ma una sirena da nave in avaria. Perché se si parte per un campeggio con figli, cani, attrezzatura e rientro previsto, normalmente da qualche parte si arriva. Qui invece il luogo di arrivo si trasforma subito nel primo buco nero. L'ultimo contatto certo si colloca proprio attorno alla partenza. La figlia sedicenne avrebbe scritto a una compagna di scuola per chiederle come fosse andata una verifica. La compagna risponde il giorno dopo, ma il messaggio non viene mai visualizzato. Solo spunte grigie, il romanticissimo simbolo contemporaneo del qualcosa non torna. Anche altre compagne avrebbero provato a scriverle per capire perché non fosse tornata a scuola, ma il telefono risultava sempre spento. I 2 ragazzi, descritti come integrati, puntuali e regolari nella loro vita scolastica, frequentano la scuola a Fidenza. Lei una terza, lui una prima. Non il profilo di 2 adolescenti evaporati perché, vabbè, ci siamo dimenticati di avvisare. Qui il silenzio pesa. C'è anche un altro messaggio importante. Il nonno Riccardo Bottacchiari avrebbe ricevuto dalla nipote la sera del 20 aprile una comunicazione rassicurante. Tutto bene, siamo arrivati. Poi basta. Fine delle trasmissioni. E quando in una storia di scomparsa la frase più tranquilla diventa l'ultima frase utile, il copione prende quella piega fastidiosa in cui anche le parole normali cominciano a sembrare indizi. Siamo arrivati dove? Al campeggio? A Tarcento? Da qualcuno? In un altro punto? In una zona isolata? E soprattutto, perché da quel momento i telefoni smettono di parlare? Il 6 maggio arriva il ritrovamento che sposta il caso dal non rispondono al qui bisogna capire subito. La Chevrolet Captiva della famiglia viene trovata a Tarcento, in provincia di Udine, parcheggiata regolarmente in via Montegrappa. Regolarmente, sì. Perché anche nei misteri più assurdi la macchina deve almeno rispettare il codice della strada, ci mancherebbe. Dentro però non ci sono Sonia, non ci sono i ragazzi, non ci sono i cani e secondo le ricostruzioni non ci sarebbero nemmeno tende, bagagli e materiali da campeggio. Quindi non una macchina abbandonata dopo una fuga precipitosa lasciando tutto dentro, ma un'auto che sembra essere stata svuotata di ciò che serviva per proseguire altrove. Questo dettaglio è centrale. Se l'attrezzatura da campeggio non è più nell'auto, significa che qualcuno l'ha portata via. Sonia? I ragazzi? Una terza persona? Qualcuno con un altro mezzo? Qui gli investigatori guardano inevitabilmente alle telecamere della zona, perché 3 persone più 4 cani, tra cui un grande maremmano bianco, non sono esattamente una moneta caduta sotto il divano. Non spariscono in silenzio senza lasciare almeno un movimento, un passaggio, un'immagine, un'ombra. O almeno così si spera. Perché se c'è una cosa che i casi italiani ci insegnano, è che le telecamere ci sono sempre.
tranne quando servono davvero. A quel punto diventano artistiche, sfocate, puntate verso il lampione o in ferie spirituale. Le ricerche si concentrano nell'area di Tarcento, anche perché lì sarebbe stato localizzato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile intorno alle 4 del mattino. Sul posto è stato allestito un campo base. Sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile, droni ed elicotteri. Si battono boschi, sentieri, aree montane, zone impervie, anche perché Sonia avrebbe avuto interesse per attività all'aperto e arrampicata. Il territorio quindi non è un dettaglio neutro. Se davvero la famiglia si è spinta in montagna, l'ipotesi dell'incidente non può essere liquidata con una scrollata di spalle. Ma tra l'ipotesi dell'incidente c'è quella dell'allontanamento volontario. E qui entrano in scena gli elementi più strani, quelli che fanno drizzare le antenne anche a chi di solito preferisce non vedere complotti dietro ogni cespuglio. Prima della partenza, Sonia si sarebbe licenziata da uno dei lavori e avrebbe ritirato le spettanze economiche. Inoltre, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe acquistato ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per attirare animali selvatici. Ora, se uno compra ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per animali selvatici, difficilmente sta preparando un weekend relax, tisana e plaid. Sembra più la lista della spesa di qualcuno che sta pensando a una permanenza nella natura, o quantomeno a qualcosa di più strutturato di una semplice vacanza breve. E infatti una delle piste riguarda proprio la possibilità che Sonia e i figli abbiano deciso di isolarsi, magari con un progetto personale, magari con una fuga pianificata, magari con l'aiuto di qualcuno. Il padre dei ragazzi avrebbe lasciato intendere che durante una vacanza precedente in zona dedicata anche all'arrampicata, Sonia e i figli avrebbero conosciuto persone legate a uno stile di vita più avventuroso, forse estremo. Tradotto, non il classico «abbiamo incontrato una famiglia simpatica al camping e ci siamo scambiati il numero», ma qualcosa che oggi viene guardato con molta attenzione, perché potrebbe spiegare il salto dalla vacanza annunciata alla sparizione organizzata. Il punto però è sempre lo stesso: volontario non significa automaticamente sereno. Se una donna adulta decide di allontanarsi, il piano giuridico e umano cambia. Ma qui ci sono 2 minorenni e quando ci sono 2 minorenni la faccenda diventa più seria. La procura di Piacenza procede per sottrazione di minori e nelle ultime ore è stata valutata anche la possibilità di riqualificare il fascicolo in sequestro di persona, ipotesi che consentirebbe margini investigativi più ampi. Al momento quindi bisogna essere precisi. Non siamo davanti a una verità già scritta, ma a un fascicolo che si muove mentre le ricerche continuano e mentre ogni segnalazione viene passata al setaccio. Poi c'è l'avvistamento, quello che ha fatto salire l'attenzione. Un escursionista avrebbe riferito di aver visto Sonia, i 2 figli e i 4 cani in una località montana del Friuli Venezia Giulia. La segnalazione è stata considerata particolarmente attendibile e le coordinate indicate sarebbero state trasmesse ai soccorritori, compreso l'equipaggio dell'elicottero impegnato nei sorvoli. Ma attenzione, avvistamento attendibile non significa ritrovati. Significa che qualcuno avrebbe fornito un'indicazione ritenuta abbastanza credibile da orientare ricerche e verifiche. E infatti, nonostante le molte segnalazioni arrivate, finora non è emerso un riscontro definitivo. Nel grande festival nazionale dell'Io li ho visti, questa è una distinzione fondamentale. Le segnalazioni infatti sono tante. Si sarebbe parlato di possibili avvistamenti nella zona di Tarcento, ma anche verso Gorizia e Trieste. Alcune indicazioni farebbero riferimento proprio alla presenza dei 4 cani, dettaglio potenzialmente decisivo. Per questo l'associazione che sta supportando la famiglia ha diffuso anche le caratteristiche degli animali. Uno in particolare sarebbe un grande maremmano bianco. E qui il cane diventa quasi più riconoscibile degli esseri umani. Perché 3 persone possono cambiare abiti, spostarsi, camminare a testa bassa. Ma 4 cani, uno dei quali bianco e grande, non passano inosservati come un paio di occhiali dimenticati sul comodino. C'è anche la pista del cambio auto. Se la Chevrolet è stata lasciata a Tarcento e se dall'auto mancavano materiali da campeggio e bagagli, è possibile che il gruppo sia salito su un altro mezzo. Questa ipotesi spiegherebbe molte cose,
il ritrovamento della macchina, la sparizione successiva, l'eventuale prosecuzione verso un'altra località, magari più isolata, magari vicino al confine. Ma apre anche una domanda enorme. Chi avrebbe avuto un mezzo adatto a trasportare 3 persone, 4 cani e l'attrezzatura? Un amico? Un conoscente? Una persona incontrata in precedenza? Qualcuno contattato online? Qualcuno legato a quell'ipotetico stile di vita avventuroso? Qui il mistero non cammina più a piedi, sale direttamente su un furgone immaginario e chiede il biglietto. Le autorità starebbero valutando anche il confine con la Slovenia, proprio perché Tarcento non è lontanissima da zone di passaggio verso l'estero. Non vuol dire che siano in Slovenia, vuol dire che in un caso del genere non si può lasciare fuori nulla. Soprattutto quando i telefoni sono spenti, l'auto è ferma, il campeggio non dà risposte e le montagne offrono centinaia di possibilità a chi vuole nascondersi, isolarsi o semplicemente allontanarsi. Sul piano familiare il quadro è delicato. Sonia e l'ex marito sarebbero separati da anni. I figli trascorrerebbero periodi alternati con un genitore e con l'altro. Yuri Groppi ha lanciato appelli pubblici chiedendo ai ragazzi e all'ex moglie di farsi sentire. Il senso è chiaro: qualunque cosa sia successa, qualunque scelta sia stata fatta, l'importante è sapere che stanno bene. Anche il nonno Riccardo ha rivolto un appello alla figlia e ai nipoti, chiedendo loro di tornare o almeno di dare un segnale, perché in questi casi il silenzio non è mai neutro. Il silenzio lavora, consuma, allarga le ipotesi e moltiplica la paura. E allora il punto oggi è questo. Abbiamo una partenza il 20 aprile, un rientro previsto il 24 mai avvenuto, telefoni spenti, un ultimo segnale nella zona di Tarcento nella notte tra il 21 e il 22 aprile, un'auto ritrovata il 6 maggio vuota e senza parte del materiale da campeggio, un'indagine per sottrazione di minori con possibile ampliamento dell'ipotesi investigativa, una pista di allontanamento volontario, una possibile assistenza esterna, una pista montana, un possibile avvistamento da parte di un escursionista e nessuna conferma definitiva sul luogo in cui Sonia, i ragazzi e i cani si trovino adesso. Questo è il motivo per cui la vicenda merita attenzione. Non perché bisogna trasformare tutto in un circo, ma perché qui i dettagli non sono decorazioni, sono snodi. Il licenziamento prima della partenza, la liquidazione, gli acquisti compatibili con una permanenza nella natura, l'attrezzatura sparita dall'auto, il campeggio dove non risultano tracce chiare, i telefoni spenti, il possibile contatto con qualcuno, l'avvistamento in montagna, i 4 cani che potrebbero essere il dettaglio più riconoscibile di tutti. È una storia in cui ogni elemento sembra dire guardami bene e naturalmente nessuno da solo basta ancora a chiudere il quadro. Per ora, quindi, la verità resta sospesa tra 3 scenari. Il primo, un allontanamento volontario, magari pianificato, forse con l'idea di vivere per un periodo isolati. Il secondo, un allontanamento volontario iniziale diventato situazione di pericolo, perché la montagna non è un parco giochi e la natura, quando decide di fare sul serio, non chiede il permesso. Il terzo, l'intervento di una terza persona che potrebbe aver aiutato, accompagnato, convinto o comunque avuto un ruolo nel passaggio successivo al ritrovamento dell'auto. Al momento nessuna di queste strade può essere trattata come verità definitiva. E quindi il primo video su questo caso deve partire da qui, non dal sensazionalismo a basso costo, non dal sono scappati sicuramente, non dall'è successo per forza qualcosa di terribile, ma dalla ricostruzione ordinata. Sonia Bottacchiari è partita con i figli e i cani. Doveva tornare. Non è tornata. L'auto è stata ritrovata, loro no. E in mezzo c'è un Friuli fatto di boschi, sentieri, confini, segnalazioni, ipotesi e un silenzio che continua a essere il vero protagonista della storia. Un silenzio che, come sempre nei casi di scomparsa, fa più rumore di qualsiasi titolo urlato. C'è poi un dettaglio che pesa parecchio e che non può essere trattato come un semplice accessorio da campeggio, l'aggancio telefonico. Uno dei telefoni avrebbe agganciato una cella nella zona di Tarcento nella notte tra il 21 e il 22 aprile, intorno alle 4 del mattino. Tradotto, non siamo più nel territorio del forse erano diretti lì. Un segnale, almeno uno da quella zona, sarebbe arrivato davvero. E quando, in una scomparsa, i cellulari smettono di parlare, l'ultimo punto in cui hanno dato segni di vita diventa una specie di chiodo piantato sulla mappa. Da lì bisogna partire, tornare, girare intorno, allargare il cerchio. Perché se i telefoni poi si spengono,
Qualcuno deve spiegare se si sono spenti per scelta, per assenza di batteria, per mancanza di campo, o perché qualcuno ha deciso che da quel momento dovevano diventare muti come soprammobili. E nello stesso quadro entrano anche le rice trasmittenti, il filo da pesca e il sale per attirare animali selvatici. Non proprio il kit base della famigliola che parte per 2 giorni e torna con la calamita da frigorifero. Sono elementi che fanno pensare a una permanenza nella natura, a una scelta preparata, forse a una pausa nei boschi, forse a qualcosa di più lungo e organizzato. E infatti questo si lega a un altro dettaglio pesante. Sonia, prima della partenza, si sarebbe licenziata e avrebbe ritirato le spettanze economiche. Anche qui, da soli, questi elementi non fanno una verità. Ma messi uno accanto all'altro, raccontano almeno una possibilità investigativa molto chiara. Non una partenza improvvisata, non una gita nata per caso, ma un allontanamento che potrebbe essere stato pensato, preparato e costruito prima. Poi resta la domanda più importante. Pensato da Sonia da sola, con i figli o con l'aiuto di qualcuno? E seguiremo questa storia con attenzione anche perché il ragazzo scomparso, il figlio di Sonia, era alunno di un'amica di Eder. Quella ragazza che avete visto con lui sia in un video su Alice Neri, sia in quello in cui andò a Trieste lo scorso ottobre. In quell'occasione lei ed Eder andarono anche a pranzo con Sterpin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.